Siamo all'interno del parco naturale Bruncuis Tapparas o Tapparas. Tapparas o Tapparas? Tapparas. Tapparasa, Tapparasa. 20 anni vissuti fuori dalla Sardegna, 60. Ah, questo è il parco naturale comunale Bruncu Santoru. Qui ci sono i cervi. Abbiamo visto prima i cinghiali, ma ci sono anche i cervi, il cervo sardo. È un parco naturale protetto, molto bello. Adesso c'è un altro cancello che dovremo aprire e poi chiudere, come il primo. Se saremo fortunati, forse potremo vedere il cervo. Grazie Luca. Venite a vederlo perché è molto bello questo parco, a Perdas de Fogo, Ogliastra. È un parco molto bello, ci sono delle zone che non sono molto conosciute a livello turistico, se non dai sardi. Questo parco naturale io francamente non lo conoscevo, non lo conoscevo proprio. Posto? Il Belvedere lo vediamo dopo? Sì. Okay. Cioè, se dobbiamo vedere uno lo vediamo subito. Ah, ok, sì. C'è un bel panorama qua. Tipo le falesie tipiche di questi posti. Noi dobbiamo girare qua, ma adesso guardiamo il Belvedere. Uno dei due Belvedere, poi c'è l'altro che lo guarderemo a ritorno. Adesso per ora questo panorama. Qui abbiamo delle piante tipiche autoctone. Questa si chiama Calicotome villosa, teria. Hanno messo il nome. Ci sono molte piante tipiche della macchia mediterranea, vediamo il cisto, il lentischio, il rosmarino, il ginepo selvatico, il corbezzo, abbiamo sono le tipiche piante, poi c'è il leccio, questa è l'Erica arborea, tuvara, ha un bel profumo anche. Questo è un parco botanico praticamente. Crepaccio sulla roccia, caserma forestale, cascata di Porfido e Bruncu Santoru. Santioro, non Santoro. Ecco qua là, il Belvedere, il primo Belvedere, i canyons. Scusate l'inquadratura ballerina. Prima o poi mi comprerò uno stabilizzatore d'immagine, non ci avrò i soldi. Lì c'è quel fiume dove è possibile fare l'acqua trekking, molto carino. Praticamente c'è un passaggio come il Mississippi, come se fosse il Mississippi. Laggiù. Come tipo di vegetazione, come tipo di fiume, bello. Va lungo insomma, con tutta quella montagna. È proprio veramente un Belvedere proprio. Bello profondo. Tra l'altro abbiamo fatto l'acqua trekking con Rossano lì, però era uno degli acqua trekking più difficili perché il fondo è molto viscido rispetto Vero? Quello di cui mi avevi parlato, sì, ho capito, era lì, era qui. Grande. Sì, immagino. Sì. È bello sì. Panoramico. Aspetta un attimo qui. Peccato per quelle pale eoliche veramente
bruttissime, a parte quelle, non rovinano il panorama. Porfido. Queste sono proprio rocce anche da scalata praticamente.